Molti di noi che soffrono di dolori cronici persistenti penseranno a che cosa succede se questo dolore o questo sintomo continuerà per molto tempo o magari me lo dovrò tenere per tutta la vita. Questo senso di ansia e frustrazione, depressione, senso di solitudine è un ciclo vizioso che tende a allungarsi sempre di più perché il nostro cervello lavora in un modo in cui cerca di proteggerti, non vuole farti uscire dalla comfort zone. Ecco che questa idea, questi pensieri negativi ti intrappolano nella realtà in cui sei. In questo video voglio spiegarti come funziona appunto il ciclo del dolore e dell'ansia proprio dal punto di vista fisiologico e darti quindi anche gli strumenti per uscirne da questo ciclo, perché è possibile. Se soffri di dolori persistenti o di sintomi persistenti, cefalea, vertigini o dolori diffusi nel corpo, molto probabilmente è perché il tuo sistema nervoso sta imparando tutto questo da diversi mesi, diversi anni, e più lo impara più lo rinforza. Ecco che questo video può essere darà veramente un'idea di cosa fare da ora in poi per uscirne con le tue abilità. Ok, andiamo direttamente al video. Prima di continuare, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore di Veneziano Therapy. Attraverso questi video, consulenze online o il mio videocorso Neurobalance, aiuto i miei clienti a ritornare alle attività che amavano nonostante i dolori persistenti, nonostante i mesi e anni che hanno speso per trovare una soluzione. Quindi usiamo il nostro sistema nervoso senza terapia manuale, senza farmaci, senza interventi chirurgici per ritornare alla vita che volevano. Continuiamo con il topic di oggi. Parliamo appunto di ciclo dell'ansia e dolore. In questa lavagna c'è tutto quello che devi sapere riguardo a come funziona l'ansia e come uscirne. Partiamo direttamente da questa parte qui. La sicurezza. Ovviamente quando non sei in ansia, quando non sei in dolore, quando non hai dolore, sei in una situazione di comfort, giusto? E in questa situazione di comfort in ogni momento della giornata può essere distrutto, perché inizia con uno stimolo che parte dal tuo corpo, dalla periferia del tuo corpo, braccia, gambe. Questo stimolo può essere semplicemente che a seguito di un movimento senti dolore. Il dolore viene sentito, viene processato dal cervello e a questo punto viene interpretato dal cervello. Siamo quindi all'interpretazione, il pericolo. Il cervello pensa questa cosa c'è già stata prima. Cosa facciamo? A questo punto arriva la flight or fight response, risposta di combatti o fuggi del nostro sistema nervoso. Quindi in questo momento il cervello, il sistema nervoso sa che questa cosa è già successa e dobbiamo andare incontro. Cosa succede lì? Mettiamo in tensione, il sistema nervoso rilascia degli ormoni, delle tossine, delle microinfiammazioni per darti ancora più dolore. A questo punto tu cosa fai? Eviti quello che sta accadendo, ti fermi. Questo vada bene che può essere sia sull'ansia che sul dolore, ok? Perché questo succede anche quando non senti dolore ma sei solo in ansia. Eviti quella cosa che ti fa star male. E più la eviti e più la rinforzi in questo, perché appunto quando la eviti ovviamente c'è un sollievo temporaneo, ma dopo il cervello interpreta questa tua risposta come una risposta sana, come una risposta in cui il corpo finalmente è salvo, grazie a questo sollievo, grazie a questo evitamento, grazie a questa risposta del sistema nervoso e grazie a quell'interpretazione. Quindi questo ciclo può andare avanti per mesi, se non anni, se non decenni. Come si può uscire? Si può uscire affrontando la risposta del tuo sistema nervoso. Quindi l'interpretazione, sai, attraverso i miei video,
che è un'interpretazione, diciamo, errata di quello che sta succedendo. Molte volte noi pensiamo delle cose negative che succederanno nel futuro, ma quante volte sono successe quelle cose negative? Forse il 10% delle volte? Cosa succederebbe invece se a questo punto, visto che non vogliamo entrare in questo ciclo vizioso nuovamente, dobbiamo affrontare quella paura? Quando parliamo di dolore, dobbiamo affrontare il dolore non repudiandolo, ma semplicemente capendo col nostro mindset che quel dolore non è qualcosa di dannoso per il nostro corpo. Quel dolore non è un qualcosa che devi evitare, non è un qualcosa che devi proteggere. Se senti mal di schiena quando ti alzi dalla sedia e inizi a proteggere quella parte del corpo e non muoverti, iniziare a giudicare quella parte del corpo, lo rinforzi questo processo. Quando l'affronti e dici ok, ho male, perfetto, so che non è nulla di grave, so che è una risposta del mio sistema nervoso a passati di ansia, di preoccupazione, quindi i fattori psicologici e sociali sono presi veramente in considerazione e dici ok, a posto, cosa posso fare? Affrontiamola, affronta quella paura, anche per un millisecondo, affronta quella paura, fai quella camminata di 10 metri in più, dai un segnale quindi al sistema nervoso parasimpatico, che è quello che appunto amministra il relax, perché quando tu affronti la paura è vero che c'è una sorta di tensione, di paura ancora, ma l'hai affrontata. A questo punto arrivi in un momento di quiete, perché il tuo sistema nervoso ha capito che in quel momento ha fatto qualcosa di diverso e si chiama parasimpatico, ok? Il nervo vago in questo caso è uno dei nervi che si amministra questo stato. E a questo punto, quando tu hai affrontato la paura, hai questo battito cardiaco che si è accelerato sicuramente perché hai avuto paura, hai affrontato questo scoglio. E prenditi il tuo reward, il tuo gift. Scusami se parlo ogni tanto in inglese, ma parlo più in inglese che in italiano nella mia vita. Quindi cosa succede quindi dopo? Respira, muoviti, fai del tracciamento somatico, dai al corpo quelle sensazioni di safety, quelle sensazioni di sicurezza che fanno sì che esci sempre di più da questo ciclo vizioso. Quindi quando tu respiri, fai della respirazione, il 4-7-8, l'ho sempre insegnato soprattutto nel mio YouTube, lo trovi, 4 secondi di ispirazione, 7 secondi di apnea e 8 secondi di espirazione. Fai 4 cicli di questo respiro e vedi già come ti senti, ma fallo dopo aver affrontato la paura. E muoviti, fai sempre un incremento di, che ne so, persone mi dicono io non riesco neanche a fare una camminata di 10 minuti che sento dolore alla schiena. Falla dai 5. Cosa ti spaventa? Falla di 3, di 3 minuti. Inizia a fare una flessione, una a settimana. Si può fare una settimana? Bene, fai una settimana. Lo fai per 3 settimane, vedi come va. E se riesci a farle, ne fai 2 a settimana, 3 a settimana, fino a che il tuo corpo capisce che deve rinforzare questa parte qui per darti nuovamente sicurezza. Il cervello inizia a dire, ah, ma se ho fatto quello, se l'ho affrontato, dopo ho avuto tutto questo beneficio. E ovviamente quando affronti c'è il rischio che ritorni dentro il ciclo, perché pensi di nuovo, ah, ma se ho mal di schiena è perché ho l'ernia, perché ho degenerazione ai dischi, perché tutta una serie di perché non fondati molte volte, perché le nostre evidenze scientifiche ci dicono che la maggior parte dei dolori persistenti è dato da un sistema nervoso ipersensibile creato da fattori psicologici e sociali. Quindi qua sopra dobbiamo pensare che questa parte a sinistra è quella che tu usi quando pensi per troppo tempo e catastrofizzi quello che sta succedendo nel tuo tempo. Si chiama catastrofizzazione. È vero che questo può essere dato anche da eventi passati, ok? Il tuo carattere è stato forgiato, creato da eventi passati, ma senza l'azione non si fa nulla. Quindi smettiamola
di fare terapie passive perché non vai a lavorare su questo processo nella terapia passiva. Tu pensi che il respiro e il muoviti, il tracciamento somatico, il tapping EFT, tutte cose che trovi nel mio YouTube, siano cose, diciamo, non potenti, invece sono molto potenti. E nulla, non il massaggio, non la terapia manuale, non le iniezioni, non i farmaci lavorano su questo sistema attivo. Anzi, semplicemente sono da palliativo a questa parte sinistra. Semplicemente un palliativo. Io non voglio che tu hai un palliativo, voglio che hai una crescita, un benessere per fare le cose che vuoi fare, per farti una camminata in montagna senza aver dolore il giorno dopo. E avrai probabilmente il dolore il giorno dopo se lo fai, se inizi da oggi, ma il dolore non ti deve fare più paura perché sai che quel dolore è semplicemente una reazione, non è un sinonimo di danneggiamento. Questa parte qui, tutte queste informazioni, tutte queste pratiche le trovi in un unico corso, si chiama Neurobalance, e ti invito a vederlo, a iniziare anche gratuitamente attraverso il mio sito web venezianotherapy.com. Vedi già qualcosa che puoi fare tu, capire, e se poi vuoi continuare è a pagamento, ma ti do la possibilità di iniziare gratis per 14 giorni in questo momento che sto facendo questo video. Se ti è piaciuta questa presentazione fammi sapere, se vuoi vedere qualcosa di questo tipo nel futuro, pensi che questo modo di spiegare è di beneficio, mandami un mi piace, iscriviti al canale perché aiuta anche altri a vedere questo video, a divulgarlo sempre di più. Per adesso è tutto, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima.